Allora, su uno dei tanti argomenti su cui un po' tutti hanno fatto confluire le loro domande, le loro perplessità, riguarda la viabilità. Ce ne sono vari, di vari aspetti, io magari ve li divido in modo che così cerchiamo di toccarne vari in modo più approfondito. Uno riguarda in particolare il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, anche per una questione di sicurezza nel territorio. Infatti, scrivono le associazioni, va da sé che le aziende subiscono un grave pregiudizio in termini di costi nel far transitare i camion per percorsi alternativi quando il naturale ingresso all'area industriale è costituito dalla statale 14, sia per chi arriva da Trieste che per chi arriva da Mestre. Quale tipo di intervento prevede come alternativa e la soluzione al problema dei mezzi pesanti nel territorio di Musile? Comincia Forcolin. Sì, l'amministrazione comunale in questi anni ha lavorato molto sul tema della viabilità, anche confrontandosi, dobbiamo dire, e ringraziando l'Associazione Imprenditori per Musile, proprio perché il colloquio e l'attenzione è stata importante sul tema della grande viabilità e poi in particolare della viabilità comunale. Abbiamo delle fasi e sicuramente degli eventi importanti nei prossimi anni legati alla viabilità sovracomunale, che sono legati per lo più al nuovo casello di Meolo, alla nuova autostrada del mare o raddoppio appunto del sedime dell'attuale Treviso Mare, che appunto intercetta gran parte del nostro territorio. La politica sovracomunale, ovviamente l'impegno da parte nostra in questi 5 anni è stata quella di toccare ovviamente le sedi politiche regionali in particolar modo, perché dobbiamo ricordare che l'autostrada del mare sarà un'autostrada del mare fatta in project financing o finanza di progetto da parte di un soggetto privato. Si tratta di un intervento di 250 milioni di euro, un intervento molto importante. Musile di Piave ha voluto vendere cala alla pelle, tra virgolette, nel senso che visto che viene occupata gran parte del sedime del territorio di Musile, abbiamo fatto sì che opere complementari, ossia questioni importanti per l'attività viaria del nostro territorio, non fossero dimenticate, e quindi abbiamo posto l'attenzione soprattutto per la zona industriale e per i mezzi pesanti attraverso queste opere complementari sulla viabilità della via Emilia, quindi con un tombinamento del canale stesso, una possibilità di entrare direttamente dal sottopasso della via Emilia e arrivare direttamente attraversando la via Cascinelle all'incrocio Tecnochimital, per capirci, e mi capiranno sicuramente i residenti e gli abitanti di Musile di Piave, per arrivare attraverso il Morosina in zona industriale direttamente. Questa asta della via Emilia porterà esclusivamente in entrata e in uscita il traffico pesante e darà la possibilità all'amministrazione comunale di veicolare solo in quel tratto il traffico pesante stesso e bandire ai camion e ai mezzi pesanti la statale 14 dalla rotatoria della Fossetta fino al Ponte della Vittoria. Questo, assieme all'intervento che state vedendo della pista ciclabile lungo la statale stessa, con le intersezioni nuove, anche con apertura diversa e quindi la possibilità di entrare e uscire in modo sicuramente più agevole, è un significativo compimento dell'attività che si è svolta in questi anni e che darà appunto la possibilità ai nostri cittadini di transitare in tutta quella località dal centro fino appunto a via Bosco Cascinelle, a località Trescalini, e quindi per arrivare alle frazioni di Croce, Millepertiche e Lazzaretto in assoluta tranquillità, con una strada declassata e quasi esclusivamente urbana e messa in sicurezza. Carpenedo. No, non spegneteli, lasciateli pure sempre accesi poi i microfoni. Va bene, non voglio ripetermi perché io sono un amministratore come lo è il nostro sindaco per adesso, e questi obiettivi li abbiamo discussi, li abbiamo portati avanti insieme, però devo dire che su questi interventi importanti sul nostro territorio abbiamo lavorato soprattutto in collaborazione non con Roma ma con la nostra regione Veneto, che ha accolto le proposte inserendole nel progetto della Treviso Mare, autostrada del mare, inserendo questa bretella, questo miglioramento della viabilità interna, questo potenziamento, messa in sicurezza della via Emilia, favorendo poi, come dicevamo poco fa, una riduzione del traffico sia sul Ponte della Vittoria, soprattutto del traffico pesante, e favorendo poi anche una liberazione del traffico sul nostro centro cittadino, che necessita urgenti interventi perché diventi proprio l'agorà di questa cittadina, di questo comune che ha 11.570 abitanti. Quindi sono interventi che abbiamo
discusso e approvato insieme affinché potessero essere realizzati, e so che lunedì prossimo al CIPE si definirà questo progetto. E devo aggiungere inoltre che la possibilità di dare un casello di entrata e di uscita alle nostre attività produttive inserisce anche in un'ottica di una visione diversa, di una identificazione di un'area che produce, che è la nostra area artigianale e delle piccole industrie, e quindi la connota per lo specifico obiettivo che ha quest'area. Per cui questa bretella non solo ci agevola dal punto di vista della viabilità, non solo ci alleggerisce del traffico, ma ci dà anche la possibilità di identificare meglio una zona dove si produce, di identificare la zona di Musile che è produttiva. Questo è uno dei risultati importanti che ritengo abbiamo ottenuto per la cittadinanza e per le attività produttive in atto. Grazie Carpenedo. Capiotto. Io ovviamente, essendo stato seduto nei banchi di opposizione, sono stato, assieme al mio gruppo di minoranza, contrari a questo progetto della Via del Mare per la realizzazione dell'allargamento soprattutto della Via Emilia, l'ex Via Annia, per capirci. Perché secondo noi fare una strada in parallelo di dimensioni per il traffico pesante, per capirsi, come dimensioni di traffico, e dove c'è già comunque la statale triestina per accedere alla zona artigianale, credo sia consumo del territorio in più e soprattutto una mancanza, secondo me, di concertazione comunque con le associazioni degli artigiani di Musile, che magari su questo discorso potevano essere sicuramente coinvolti. Dico anche questo perché comunque il progetto della Treviso Mare a pagamento è stato un progetto calato dall'alto fin dall'inizio dalla Regione Veneto, e la nostra amministrazione, tutta l'amministrazione comunale, parlo quindi quando erano ancora seduti nello stesso banco, diciamo, che erano comunque non erano divisi come ora, l'hanno portato avanti in maniera autonoma, senza comunque concertare nulla né con l'opposizione ma soprattutto con la cittadinanza, che su questo secondo me è mancata la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza su un tema, un tema viario e soprattutto su un progetto di questa natura. Biancon. Noi come Movimento 5 Stelle siamo ovviamente contrari a tutta questa cementificazione. Siamo contrari anche alla Treviso Mare a pagamento, convinti che metterla a pedaggio probabilmente poi le zone limitrofe utilizzeranno le strade di campagna. La lascerei quindi libera. Per migliorare invece la viabilità verso la zona industriale stanno ultimando ormai il casello di Meolo. Una volta usciti dal casello di Meolo si entra nella rotonda, quella che poi si immette nella statale 14, ci si dirige verso la zona industriale all'altezza della via delle industrie. Si potrebbe costruire comunque una rotonda in modo che si crei un'entrata. All'uscita verrà verso l'incrocio Salmasi, si allargherà leggermente via Emilia e si preserva tutto l'altro pezzo della bretella di via Emilia, che oltretutto è patrimonio archeologico, richiamato anche nel PAT. Questo è... Mi fai venire l'ansia. C'era Carpenedo che doveva intervenire, quindi il suo bonus per... Mezzo bonus, tagliamo no. No, ho dimenticato di dire una cosa importante, anzi abbiamo dimenticato di dire una cosa importante, che per i cittadini di Musile e per coloro che lavorano in zona artigianale e delle industrie, insomma, del nostro territorio, il transito della via Treviso Mare è gratis, cioè non si paga il pedaggio. Quindi questo è importante perché per noi è un servizio che fornisce la Treviso Mare. Questo è in effetti mezzo bonus, possiamo definire. 30 secondi sono andati, va bene, ne ha altri 30 secondi per, se vuole utilizzare il bonus per approfondire questa tematica. No, non è per approfondire, la mia è curiosità, perché io spesso in Consiglio Comunale su questo argomento
ho chiesto lumi all'amministrazione come intendeva diversificare quelli che sono i residenti da i non residenti sul pedaggio, sul transito della Treviso Mare, cioè con che tecnologie, perché non credo sia così semplice far passare o dotare tutti i residenti di microchip, non lo so come funzionerà, non ho proprio l'idea di come dare il transito gratis ai residenti rispetto a questo, quindi su questo non siamo mai stati, non abbiamo mai avuto risposta in Consiglio Comunale quando normalmente le abbiamo richiesto questa domanda.